Le sue condizioni vengono definite serie e impegnative. Per questa ragione la prognosi rimane riservata e lei ricoverata nel reparto di terapia intensiva. C'è però uno spiraglio nel quadro clinico che permette a tutti di cominciare a sperare. Un lieve e costante miglioramento lo definiscono i vertici dell'ULSS, pur ribadendo che lei non è ancora fuori pericolo. La donna, 43 anni, docente dell'Istituto Rosselli, era arrivata nel tardo pomeriggio di venerdì in ospedale a Castelfranco Veneto. In serata il sospetto che la donna avesse contratto la meningite e quindi per lei è scattata la terapia e nella notte la tipizzazione della meningite. Altre due persone nelle ultime 48 ore sono state ricoverate nelle strutture dell'ULSS per meningite da pneumococco, tanto che il direttore generale dell'ULSS, Francesco Benazzi, ha specificato che quella degli ultimi giorni è stata una serie di coincidenze che ha generato apprensione nei cittadini, non facilitandone la tranquillità, ma che comunque l'attenzione della struttura sanitaria sul tema rimane altissima.